welcome to Pianura, benvenuto in Tel Caigo. Va, guarda il Candias Lakin, guarda, e tu? Dice, ciao Candias Lakin. Si mi dice, Singano, ma che razza è? E lei è un razza disgraziata perché il tira sempre. Cosa è? Che mestiere. È che fa una carezza a metà, ma mi sono attenti. Questo sono da Arco Camper per cambiare il bombolone perché mi hanno dato un'eccellente impressione. Praticamente quando avevo il problema nel frigo dava questo codice, nessuno lo conosceva, ho chiamato 7 centri Thetford, nessuno lo conosceva e lui aveva i codici, è andato a controllare, mi ha detto la ventola, cazzo, gli altri però. Guarda com'è che le pareti di camper, vedi tu? Un corso è legno e polistirolo. A parte ringraziando Dio Pulmin, ma una volta scarosso era così. Stavo pensando una cosa perché ho letto un po' i regolamenti comunali delle aree camper eccetera, no? Praticamente funziona che loro te le mettono gratuite per vedere un po' come va e poi le metteranno a pagamento. Quindi se io faccio tutta questa pubblicità, tipo come è successo a Segusino o a Valvasone, no? Che ogni volta che vado trovo una decina di tu, quindi chi vuoi che glieli mandi la gente, e poi diventano a pagamento, hai capito? Quindi mi sono accorto di aver fatto una mezza cazzata, cioè nel senso che sì, è stato utile aver condiviso delle aree camper gratuite eccetera, ma proprio questa condivisione farà sì che non saranno più gratuite, quindi continuerò sì a condividerti i posti, ma magari per le aree camper chiuderò un attimo un occhio, o perlomeno quelle con la corrente, perché le altre chi se ne frega, detto fra me e te. Sì, va che bello Renzo, tanga macchinetta sto, fatti un giro, tu stai? Ciao Renzo, è schiarita che te sei famoso, tu sei il tuo amico? Quello che te marita che ti ha visto su internet là. Ah sì, ciao Massimo, Ciao Massimo! ciao, siamo qua. Mi dica signor cane, no, non è ora di cibo, manca un'ora al cibo, se manca un'ora non è ora. Vabbè, adesso non è che posso filmare tutta la mia vita, però veramente è da film sto cane. C'era ora del bagnetto, la chiami, sei bravissima, Annie. Viene dentro in doccia, devi vedere come si fa a lavare e tutto. Dopo preparo l'asciugamanino fuori per terra, le dico vieni, lei si mette nell'asciugamanino, sa che deve rimanere lì, si siede nell'asciugamanino, l'asciugo. È uno spettacolo sto cane, veramente. È sempre stato uno spettacolo. Al contrario di io e Marley. Cioè, lei è sempre stata il Marley finale, fin dall'inizio. Ah, che bel tempo sei tu che hai lanciato qua giù. E il caivone che sarebbe lingua volgare e la nebbia, nome latino caigo, voce del verbo skyvar. Le puntine del mondo, corsi di Veneto, cantati. Porco cane ragazzi, vara sto Concorde, più o meno tipo come piacerebbe a me. C'è un camion così, ma l'avevo già visto io questo, forse in Brussa. E solo che è mansardato, no, non mi piace quella mansarda. Anche bel corrierone, guarda il Cristo che ti indica, vedi? Il Cristo che ti indica il Concorde. Ah sì ragazzo, sei a San Daniele del Friuli, volevo farti vedere il carico e scarico, che l'altra volta non lo avevi visto. E cos'altro dirti? Sostanzialmente la puntina di San Daniele era già stata fatta, posto molto bello. E oggi ti faccio vedere cosa si può fare a San Daniele con una bicicletta oppure con un bel po' di gamba per camminare. Pertanto ti porterò a visitare, adesso vedi. Oddio, però gentile pubblico, magari non a tutti interessa perché non tutti sono camperisti, ma guarda che genialata. Aspetta che ti zoomo, si vedrà malissimo, ma almeno vedi, guarda, vedi qua, vedi? Cioè lui ha un specchietto antevisore, cioè per vedere il paraurti davanti quando parcheggia. È forte sta storia. Allora, innanzitutto non sapevo che i guantini della O'Neill erano
abilitati al touch del telefono, ma a te questo non interessa assolutamente. A te interessa che a qualche chilometro ti puoi visitare la chiesetta di San Mauro. Oppure guarda, ti puoi mettere anche a fare la van life qua, le sul che è una casa, a fine vedi tu, del nonno qua che non va neanche a salutare, che lo saluta, lui non la saluta. Perché i fulani è così, non fi assustaghi, è un finti sue. Però una volta che ci hai fatto amicizia, gli simpatici. Fa sempre strano vedere le tombe spaccate. E anche, vedi, le foto di una volta, per questo, con tutto rispetto, anche se insomma se è solo che parte di materia inanimata, però insomma comunque. Vedi questo qui nel 1872 è morto, va bene, nel 51, c'è gente nata nel 1800. Regina è un nome tipico anche alle nostre parti. Bellino, perché sei immerso proprio nel niente, veramente. È sicuro che sarà perché i preti sarà sempre su, io ho paura che viene dentro i russi. Ok, proprio bello come ambientazione. E adesso andiamo, ti porto a svelare un arcano. Esatto, il castello di Arcano, immerso in questa bellissima zona medievale, contraddistinta non solo dall'immagine che crea l'occhio, ma anche dall'immagine creata da questa usanza culturale del susteghismo, ossia praticamente passi i furlani qua, no? Mi saluto, come, cioè, passa un'anima ogni 20 km e saluto, e ti guardano così, attento, potete fare la faccia, attento, così. A me c'è anche paura, dite, ma no, cosa ho fatto? Non fate niente, cioè, dite buongiorno. Sta attento, guarda. Ah sì, come quasi tutti i castelli, forse, giustamente, forse, è una proprietà privata. Dico forse giustamente perché così in effetti almeno li mantengono. Tanto si chiama comunque Castello di Tricano e Arcano, che è il posto, ok? Dicono, sembra che ci sia un centro cinofilo qua dentro, non lo so. Comunque tanta roba, molto bello sto castello, guarda che roba. Wow! Singanello nel castello, i cachi. Caco mela, non significa che defeco la mela, non c'entra niente, si chiama proprio il frutto caco mela. No, questo lo dico per i bambini. No, vabbè, correggiamo. Allora, il castello si chiama comunque Castello di Arcano, perché all'interno c'era la targhetta dorata con scritto Castello di Arcano, quindi c'è un po' di confusione nel nome, però insomma ti confermo Castello di Arcano. Per quanto riguarda la zona cinofila mi sembra sparsa un po' ovunque, non riesco a capire, sarebbe da approfondire perché sembrava ci fosse un centro cinofilo lì, poi leggo cartelli in giro zona cinofila, quindi non so se hanno ettari e ettari questo centro cinofilo di terra, perché boh, è strano. Tu mi dirai, posso arrivarci col camper? Sì, guarda, la strada è larga, certo se passa un'auto ti devi fermare, quello sì, però chi passa, ok? In ogni caso, guarda, per andare un po' in bordo strada spazio ne hai, quindi insomma tranquillamente lo puoi visitare anche col camper. Beh ragazzo, allora io non posso tirare fuori il telefono ogni momento, volevo solo farti vedere insomma che per girare in queste parti ci sono dei bei percorsi, tutti segnati. Io mi sono creato la traccia da zero con Komoot e dopo lui segue appunto questi percorsi già tracciati in passato da altri, no? Hai capito? Quindi se li somma, se li crea. Il giretto te lo consiglio, la prossima volta porta via la GoPro. Bene ragazzi, ti concludo la parte puntina così con il forte di Collo Roncone. Era una delle cose che volevo vedere, anche se è chiuso, credo che bisogna chiamare, prenotare per le visite. A fianco qui abbiamo il percorso panoramico che tu purtroppo non vedrai perché è colpa mia colpa, non ho portato la GoPro, e molti di voi mi chiederanno è pulminabile, è camperabile, e io ci sono arrivato per i campi, non ti so dire, però un pezzo di questa strada era, come dire, con dello sterrato, magari insomma vienici ma non quando piove. C'è questo bellissimo parcheggio in mezzo a niente con la vista appunto del forte e le passeggiate panoramiche. Io me lo segno come punto anche per un piccolo ritrovo tra di noi. Ok, ho detto di non far più video mentre ero in bici, però ragazzo brutto capitalista, comprate una bici elettrica, guarda che
che cose che ti vai a visitare, cioè qua vai avanti per i prati, le colline, è strano, è bello. E il tutto, ricordatelo sempre, nel rispetto della natura e di tutti, perché ogni tanto trovi le moto da cross o quelli che col T4 che te li trovi sempre in mezzo ai coglioni. Non c'entra Andrea, non ti c'entri niente, ma voglio dire, qui chi fa van life, i tedeschi austriaci in mezzo a natura, e ti cammini e ti trovi sempre sti cazzo di furgoni o di macchine o di moto da cross. Per carità, rompi i coglioni, degrada anche, degrada soprattutto. Certo che gli appicani qua che pianta il rosmarino è una roba incredibile. Condizioni del Singano, spasso come al solito, ma d'altronde siamo van life sta qua. Ti chiederai come mai dico spesso van life che la cogliono, perché sono sempre stato contro le mode, le tendenze, cose contro il gareggiame, no? Ok? Un tempo c'era il mollo tutto, che non c'entra nulla che a Tosa in camper, che poveretta lei ha veramente mollato tutto per andare in camper, però il mollo tutto dopo è stato riciclato, anche perché si è fatto un viaggio in aereo di 2 giorni, per capisci, cioè quello ha mollato tutto per fare un viaggio di 2 giorni in aereo, capiamoci. E idem sta van life, adesso che si approva van life anche non so, viso reale 5,2, 52 tonnellate, infatti mi pareva 5,2. Che forte, questa è tenuta bene. Ti ricordi che eravamo saliti dove? In Albania, in Serbia, che c'erano tutte le locomotive abbandonate, che ero salito. Che forte. Mi puntino e vado a divertirmi. Allora io adesso vado di qua per la terrazza panoramica per scendere poi al castello di Ragogna. Ti consiglio vivamente in bici di essere particolarmente allenato a early bike da San Daniele, tagliando per il lago di Ragogna e arrivando Muris, tenendo tutte le ciclabili o i percorsi in fuoristrada, di quei panorami incredibili, cioè in mezzo alle colline, ai prati, è infinito, veramente bellissimo. Allora questa è la chiesetta di San Giovanni, alle mie spalle il monumento commemorativo per gli alpini carabinieri morti in guerra, no? Siamo nel Monte Ragogna e quella, guarda, quella lì credo, perché c'è tanta nebbia, siamo parecchio altini, deve essere la famosa terrazza del tagliamento. Strada un po' impegnativa da fare in camper, nel senso che è parecchio stretta, è tale e quale alla strada per andare, scusa se parlo piano, ma sì, c'è comunque una sorta di forma di rispetto acquisita probabilmente anche culturalmente, però c'è. È come la strada che porta a Pianezze, ok? O Pienezze, no, Pianezze. Nonostante la nebbia, come puoi vedere, il panorama è comunque sempre incantevole. Quello è il fiume Tagliamento. Il Friuli è sempre stato un luogo pieno di storia, purtroppo anche a volte triste, anche per via insomma della posizione geografica che ha coperto negli anni della guerra, ma anche ricchissima di percorsi e sentieri naturalistici veramente molto belli. Ragazzo, questo è il famoso castello di Ragogna che avevamo già puntinato, quindi se ti interessa vederlo vai a vedere le vecchie puntate, cerca Castello di Ragogna puntine e dall'altra parte hai un'altra bella vista di tutto il tagliamento, una figata unica. Io adesso sono arrivato giù a San Pietro e mi rifaccio la pianura perché insomma il monte è troppo impegnativo per rifarlo una seconda volta e basta, e ritorno a San Daniele, una sorta di anello. È quando usi l'Alde in corsa. Io qua fuori a casa. Cavallo. Guarda il cavallo. Testa calda, c'è l'indiano. Guarda che Cioè, bella che striscia, amico, no? Schulz. Che non posso neanche acciavarla perché dopo le bonde L'hanno offendersi. preso. Pensavo, ovviamente se battute non me ne c'era un cazzo, che i miei vicini qua hanno fatto sul serio van life, perché loro hanno un furgone, no, tu capio, mentre che altri hanno un camper, con l'unica differenza di avere pareti in lamiera anziché in alluminio. Tu capio la differenza tra van life e un camper? Sì, la Brussa è sempre la Brussa, cioè non è che un giorno è Mestre e un giorno è Roma, cioè la Brussa è sempre la Brussa. Cioè. Aspetta che mi tiri su, Brusso.
Guarda qua i salvataggi. Ah, che robe. Sì, come gli automobilisti, Amy. I te supera e poi te frena in te muso. Se te supera corri. Porca miseria. Oh, comunque ragazzo, guarda. Devo portarti a far vedere, oltre che far vedere a Alessia, la palude in secca. E tu? Che è tutto secco. Secondo te? No, io torno a vedere i caprioli di là, qua non No, vediamo qua. niente. Ecco, intanto un pezzo di capriolo. Sai che quando sei in giro, adesso sono in giro per il Friuli perché devo attendere lunedì per andare, spero, a smontare il bombolone, o almeno gli accordi erano quelli, insomma, che si faceva subito, però invece di attendere chiamate vado lì direttamente perché insomma la gente è brava finché vuoi, ma va spronata, ok? Anche perché il camper non è per me un divertimento, nel senso che è la mia casa, è il mio ufficio anche, quindi Sì, le rubinette lente al parcheggio del prete. guarda che misteri. Ciao Occo, è come qui di Dennis, vedi tu? Qui che sta in piedi, guarda, tu. Allora, non ricordo il nome di questa specie di anatra, però ti posso dire il nome latino che è anara. Vedi? Anare al plurale. Le anare drio cosar. Oh, le piccole cose che ti cambiano la vita, perché ricordo ai nuovi arrivati che questo non è un camper, questa è la mia casa e il mio ufficio, pertanto nulla di quello che vedi è mai un optional. Ciao, vedi, cambia, il discorso è avere, vedi, tutto dentro le proprie scatole, ordinato, e me ne sono messi anche qua sotto, vedi, altre due qua, adesso è tutta un'altra roba, insomma, con tutte le maglie o le felpette, insomma, e che cacchio. Adesso questa è quella che mi va lì sotto e per là devo trovarne altre due grandi, adesso rivedo un attimo le misure. In più queste sono belle, a parte che io le volevo di plastica perché sennò dopo la roba si rompe e si spacca. Hanno le manigliette, qua bisogna stare attenti perché con gli anni queste si saltano e dopo è brutto avere scatole tutte diverse, colori diversi, però pazienza. E hanno il portaminuterie dentro. Singano, come ti trovi col frigo? Ti dirò ragazzo, per il momento probabilmente col discorso della ventola difettosa può fare un po' troppo rumore a volte, ok? Però vedo la roba non mi fa assolutamente l'acquetta, è tutta bella fredda, più che altro mantiene la temperatura, la roba ghiacciata resta ghiacciata, non è che poi si scioglie e poi ritorna ghiacciata eccetera, come è purtroppo caratteristica dei frighi trivalenti, il fatto di non mantenere costante la temperatura. E ti dirò, cioè, il fatto di averlo preso stavolta enorme, soprattutto per quanto riguarda insomma il congelatore, mi consente veramente di vivere tranquillo. E poi insomma, come tu ben sai, beh, adesso sei anche a vodo perché se io metta dentro la roba, come tu ben sai, io prendo quasi solo la roba in offerta, quasi, e quindi per avere un risparmio considerevole a fine anno di GCP è importante prendere le offerte che vanno da almeno il 30%, un 30-50%, perché di GCP cosa succede? Se tu ti abitui, ma è proprio una questione di abitudine, ok? Non di scelta singola, no? A prendere sempre solo queste offerte, vedrai che a fine anno, se la tua spesa, non so, è 10.000 euro, faccio un esempio, prezzi buttati là, cazzo, risparmiando, non dico il 50, ma facciamo una media del 30, cazzo, sono 3.000 euro di GCP. Con chi 3.000 euro ne viene fuori il bombolone e anche un'altra robetta. Sì, esatto, il bombolone costerà un occhio della testa, costerà tipo 1.500. Qualcuno giustamente, conoscendo come ha fatto un bombolone, mi ha detto ma non conviene cambiare solo la valvola. Diciamo, io preferisco cambiare tutto, vista l'esperienza insomma, di Fabio che ci ha insegnato, la vita di Fabio ci ha insegnato che insomma, non si sa mai che per una roba, per risparmiare, non so, quelle 1.000 euro vai a buttarne via 40, hai capito? E quindi preferisco rifar tutto in modo tale che viene anche visto tutto. C'è un tubo dell'Alde, forse te l'avevo già detto, con le alette che passa per fuori, quindi rimuoveremo via tutte le alette, anche perché mi ha detto che sono arrugginite. Resterà il tubo principale, sì, mi pare che l'avevo detto, verrà coibentato e dopo verrà messo il bombolone nuovo. Spero, eventualmente rinuncio al box che gli aveva fatto la Top Group, che ci stia il bombolone quello gigante, perché tra il bombolone normale
e il bombolone gigante ci sono 50 euro di differenza, cioè 950 costa uno e 1000 l'altro, quindi io spererei che ci stia quello gigante. Vabbè, tutto bello con il mega impiantone al litio da 400 ampere e tutto, però guarda qua ragazzi, vieni qui. Guarda che te fa su la scinga, non ti spiega. Adesso siamo attaccati alla colonnina di un'area camper perché probabilmente in Veneto c'è stato tipo il record delle giornate di nulla, cioè i pannelli caricano 0, ma 0,0, a parte rari casi, vabbè, che ti caricava 2 ampere, però erano rari casi. E quindi niente, dai, adesso col discorso del mega alimentatore che abbiamo messo della DS Tech, che carica 65 ampere, in 4 ore e mezza avremo tutte le batterie strapiene. E vabbè, insomma, diciamo che così quando vivi in camper o il generatore o ogni tanto vai in queste aree camper gratuite o anche a pagamento, insomma alla fine basta una giornata, dipende anche dall'alimentatore che hai, sai, perché un alimentatore per camper dovrebbe nominalmente caricare 16 ampere ora, in realtà tutti quanti dicono ma il mio carica 10, 11, 9, più o meno carica 10, ok? Quindi sì, se anche tu come me fai questa esperienza della che vita in camper, chiamiamola la vacanza prolungata in camper, no? Se no, tra virgolette vacanza dei 7 anni, quella che sto facendo io, per carità mantenuta perché lavoro, nessuno mi regala niente, e però insomma ci sono degli, tra virgolette, no inconvenienti, ci sono dei limiti e questo è il limite. O vai sempre in giro, però il gasolio costa quasi 2 euro in questo periodo, quindi non so quanto ti convenga, o vai in un'area camper gratuita o valuti di prenderti un generatore, soprattutto magari se hai un garage eccetera, ti metti in una zona un po' fuori mano e lì ti accendi il generatore qualche oretta. Sai che però il generatore una volta spento puzza per ore, quindi dipende anche quanto è coibentato il tuo garage del camper. Tenerlo dentro ti dico è impossibile. Io quella volta me ne avevano dato una recensire, diciamo non sapendo, ho detto che bene lo tengo in bagno sul camper vecchio, ma in realtà era una cosa assolutamente non fattibile. Oh, le scatole vecchie mica le butto via, guarda, con tutto quello che occupano in non butto, guarda, ci stanno giusti ciucciati, adesso basta schiacciare un po' come le donne quando preparano le valigie per le vacanze e via. Eccola, sì, come in tutte le cose la perfezione non esiste, te la crei negli anni, no? Hai capito? Ecco anche questo, guarda, tac e via. Allora, se a volte non mi par vero come basta due scatole per rimettere, cioè per cambiarti, tra virgolette, la vita, nel senso la parte materiale, ok? Come tu a casa, non so, fai un garage di 80 metri e dici, cazzo, mi cambia per mettere gli attrezzi e puttanai, capito? Cos'è sta novità? Forse vuoi dire che devo smettere un attimo di usare questi computer, queste cose e stare più col mio cane? Secondo me hai ragione, cane. Io andrei anche a fare un giro con te fuori, ma piove, hai capito? Appena, come si dice? Appena smette un attimo, ecco, senti, sta smettendo. Ci mettiamo il cappuccino. Andiamo. Va bene, dai. Sì, andiamo. Sì. Tipo. Havana, una na. Half of my heart is in Havana, una na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, una.